Buongiorno! Oggi parleremo del corretto posizionamento della sella sul cavallo e dell'importanza di avere una sella adatta alla schiena di ogni singolo cavallo. Spesso si pensa che una sola sella può andare bene per diversi cavalli, ma purtroppo non è così. Infatti la conformazione della schiena dei cavalli cambia da cavallo a cavallo e cambia anche nell'arco della vita del singolo cavallo. Andiamo a valutare le strutture che sono coinvolte in questa zona dove va a appoggiare la sella. Innanzitutto abbiamo i processi spinosi toracici della colonna che partono dal garrese e arrivano fino alla 18ª costola. Essendo processi spinosi e quindi avendo l'osso appena sotto pelle, questa è una zona estremamente sensibile. Abbiamo poi la scapola che va dalla spalla fino a questa zona qui e che deve essere libera di muoversi, e in più la copertura di muscoli, in particolare il trapezio. Il cavallo ha una particolarità anatomica molto importante. Diversamente da noi, il cavallo non ha la clavicola, quindi non ha nessun punto che fissa l'arto anteriore al corpo del cavallo. Questo cosa vuol dire? Perché ci interessa? Perché la scapola e tutto l'arto toracico sono bloccati sul corpo da fascia e da muscoli. Questo vuol dire che questa zona qua è soggetta a tantissimo movimento. Basta vedere che quando un cavallo porta avanti una gamba, la scapola ruota indietro e arriva fino a qui. Quindi è fondamentale che un cavallo abbia una possibilità di muovere la scapola liberamente in senso rotatorio. Questo succede solo quando porta avanti la gamba, figuriamoci quando un cavallo atterra da un salto. Nell'istante in cui si riceve sul terreno, la scapola fa questo tipo di lavoro e di conseguenza non può esserci compressione su questa parte del corpo del cavallo. Questo soggetto è particolarmente interessante perché, come molti soggetti sportivi moderni, ha un garrese molto largo. Questo cosa significa? Che una sella troppo stretta andrà a comprimere, inibendo la rotazione della scapola, e le conseguenze sono una diminuzione della performance perché il cavallo non riesce a muoversi liberamente e un'atrofia di tutti i muscoli. Quindi i muscoli saranno sempre più, se la sella non si trova una sella corretta, diventeranno sempre più atrofici e si formerà proprio una concavità in questa zona. Andiamo a vedere dove è corretto posizionare la sella. Un cavallo con un garrese largo come lui ha bisogno di una sella su misura. Questo perché ha bisogno di un'apertura di garrese molto più ampia del normale. Possiamo qua vedere la differenza fra questa sella che è stata fatta apposta per lui e questa che è una sella standard che è ben più stretta in questa zona qui a livello dell'apertura dell'arcione. La posizione corretta per una sella è questa. Si mette la sella un po' più avanti e la si fa scivolare indietro fino a quando è bilanciata. La tendenza a volte è di voler mettere la sella troppo avanti, però è facilmente comprensibile come questo sbilanci tutta la sella. Quindi il peso del cavaliere va a premere qua, perché viene sbilanciato indietro. L'arcione non deve mai essere più alto della paletta. In questa posizione, inoltre, la scapola viene completamente bloccata. Quindi la sella viene messa appena dietro alla scapola, in modo che l'arcione sia in equilibrio con la paletta, e in questa posizione qua il peso del cavaliere rimane nel centro della sella e il cavallo ha la piena possibilità di muovere le scapole. Nel momento in cui si fissa il sottopancia si può controllare il corretto posizionamento della sella. A prima vista la posizione di questa sella sulla schiena del cavallo può sembrare troppo indietro, ma in verità, per quella che è la conformazione della scapola di questo animale, questa è l'unica posizione possibile se prendiamo in considerazione la larghezza e la conformazione della scapola di questo animale. Infatti gli dà piena libertà di spalla e gli lascia spazio dietro al gomito in modo da potersi muovere liberamente. Questo è solo un esempio per indicare il fatto che ogni singolo cavallo va sellato in base alla sua conformazione e di conseguenza bisogna perdere del tempo per valutare la sella senza sottosella, senza agnellini, gel o altre cose, per valutare se la posizione della sella è corretta e se questo tipo di sella può andare bene per questo animale. Questi sono solo alcuni concetti di base su come sellare correttamente un cavallo e su come
guardare se una sella è in equilibrio sulla schiena di un cavallo. Il messaggio che mi interessa lasciarvi oggi è l'importanza della posizione e della tipologia di sella per la schiena di ogni cavallo. Quindi nel momento in cui cambiate un cavallo o valutate l'acquisto di una sella, è opportuno riferirsi a dei professionisti del settore per valutare se questa sella che intendete comprare può andare bene sul vostro cavallo, oppure se la sella che avete già può andare bene sul cavallo nuovo. Inoltre è da ricordarsi che la conformazione della schiena di un cavallo cambia tantissimo con il lavoro e negli anni. Di conseguenza una sella che andrà bene a un puledro di 4 anni magari non gli va più bene quando ne ha 5 o 6. È di conseguenza un'ottima prassi far controllare le selle almeno una volta all'anno per vedere se sono necessarie delle modifiche alle stesse per farle andare bene al cavallo. Questo non è solo una questione di benessere, però è anche un notevole risparmio economico, perché una sella corretta previene spesso l'origine di alcune patologie che poi bisogna andare a curare. Di conseguenza una sella corretta spesso fa sì che non sia necessario infiltrare la schiena del cavallo in questo posto, motivo per cui è fondamentale sia per il benessere del cavallo che per le vostre tasche. Con questa piccola pillola vi saluto e vi rimando alla prossima puntata.